Amici bellini, brucia ancora. Voi vi siete svegliati freschi al mattino, io sono ancora nella continuazione ovviamente della giornata di ieri e dobbiamo analizzare il momento delle domande, cerchiamo di dare qualche risposta, sono solo intuizioni e vediamo un pochino se sbrogliamo questa matassa. Cominciamo. Poi non so se è una matassa da sbrogliare o semplicemente il Napoli ha giocato male. Il secondo tempo l'ha giocato malissimo tutti e quindi capita la giornata in cui giochi male. Volendo cercare per forza una soluzione, può essere anche che non c'è. DG, perché anche... Benvenuto sul canale, iscrivetevi al canale perché saranno 2 settimane lunghe, sarà un'attesa prima della prossima partita lunghissima e quindi abbiamo un po' di tempo a disposizione. Io non voglio... Lasciate like, lasciate like che lo sapete che danno una mano a sostenere il canale e sono gratis e c'è uno che ha scritto basta con sti like, sei bannato. Che lo faccio per onestà, cioè ti do fastidio, non te li faccio vedere i miei video, o meglio forse li puoi vedere ma non puoi commentare, è uguale, quindi vedi, vai bene tu. La voglia di trovare la soluzione la condivido con voi, vogliamo trovare la soluzione, però essendoci tanto tempo a disposizione non voglio fare troppi contenuti in un giorno solo. Oggi farei 5 video di approfondimento e invece non si fa e ci abbiamo tempo a disposizione. Per esempio domani si fa il resoconto sul mercato, perché il mercato è parte di questa analisi e chi era molto contento, chi era molto depresso, e secondo me dobbiamo fare un'analisi fatta bene e approfondita. Sono tantissime le cose che vi voglio far vedere, tra screenshot, analisi tattica, le parole di Garcia, poca roba, non mi è piaciuto tantissimo, non ho visto nemmeno interviste, ho visto solo la conferenza, l'ho visto un po' moscio nelle risposte e non gli hanno fatto onestamente neanche le domande che avrei voluto, perché si possono fare delle domande un pochino più tecniche perché come intendi Raspadori, come intendi Lindstrom, perché Lindstrom e non un altro, perché non cambiare modulo prima, oppure sei convinto del 4-4-2, insomma ce n'erano tante di domande da fare, non gliele hanno fatte. Andiamo a vedere un po' che è successo. Partirei poi vediamo anche i voti, perché c'è un voto che forse non lo so se condividete con me, ma lo dobbiamo andare a vedere. Screenshot per capire cosa diavolo è successo in questa partita. Partiamo ovviamente dal gol di Luis Alberto, senza dimenticare che il Napoli per la prima mezz'ora ha giocato bene, ha creato occasioni. Kvara ha avuto 2 occasioni clamorose e ce le siamo dimenticate subito, perché poi il secondo tempo è stato talmente uno scatafascio che ti sei dimenticato anche quanto di buono stavi facendo nel primo tempo. Qua se ne va Luis Alberto, Olivera è già un po' in ritardo, forse il problema di Olivera è che è spesso fuori posizione, spesso molto avanzato. I terzini che avanzano ci piacciono tantissimo, però è contro una squadra che sta chiusa in difesa, e lo sapevi, perché dopo andiamo a vedere il confronto tra Napoli-Lazio e Napoli-Lazio dell'anno scorso. Sarri ha fatto uguale, proprio uguale, la stessa partita, con meno gabbia su Lobotka, perché si passa meno da Lobotka, ma vedremo questo anche bene. Qua c'è la prima cosa che vedo è che essendo Olivera leggermente in ritardo, poi andrà anche a contrasto, un rimpallo poi favorisce Luis Alberto. Però qua, perché mi si parlava di Juan Jesus in questo caso ovviamente sta guardando, vede Olivera in ritardo, va un pochino a chiudere, come secondo me è giusto che faccia, quindi dare una mano dove sta il pallone. Nel frattempo si era creata un'accoppiata, la vedete qua, Immobile con Rachmani, e qua c'è Di Lorenzo con Luis Alberto, e stava arrivando Anghissà al recupero. Cosa succede? Ecco, dopo il primo rimpallo, già qua vedete, guardate Di Lorenzo che guarda Immobile, sente anche secondo me la presenza di Zaccagni qua dietro che stava arrivando, però nel frattempo Luis Alberto gli sta scappando e sta tagliando sul primo palo.
ha fatto l'opposto Immobile andandosene sul secondo, di conseguenza hanno creato una confusione tra Di Lorenzo e Rrahmani e tutti si perdono tutti. Anghissà ferma la sua rincorsa qui, anche perché là c'era il contrasto, stava quasi recuperando il pallone Oliveira. Questo è il momento, il preciso istante dove Di Lorenzo, invece di continuare a seguire Luis Alberto sul primo palo, si ferma un attimo e non so se parla con Rrahmani, prenditelo tu, io guardo Immobile o tengo un occhio anche a Zaccagni che sta arrivando, perché questo è un classico, Di Lorenzo che chiude troppo e libera poi, ma quando libera poi deve arrivare Politano. L'abbiamo capita questa cosa qui. E quindi al momento poi del cross, di questo passaggetto tra i due che stavano cercando di chiudere, che non riescono a chiudere, in questo momento guardate, Rrahmani fa proprio con la mano così, stai guardando tu di là, io guardo di qua, eccetera eccetera. Di Lorenzo guarda Rrahmani, non guarda più né Immobile né Zaccagni né Luis Alberto solissimo, chissà si è fermato, lo vedete anche dalla posizione del corpo, e Luis Alberto se la inventa la genialata, spalle alla porta, l'unico modo per fregare Meret è quello col colpo di tacco, molto ravvicinato. Meret potrebbe cadere prima, non lo so quanto può essere responsabile Meret in questo caso, tanto fatto sta che la Lazio passa in vantaggio. E da questa inquadratura è ancora più impietoso, insomma, la libertà che hanno lasciato a Luis Alberto. Guardate, braccia larghe di Rrahmani, Di Lorenzo che sta indicando, insomma se la devono, secondo me se la spartiscono loro due questa responsabilità. Non mi sento di dare colpe a Juan Jesus, onestamente. Dopodiché passiamo già al secondo tempo. Cosa succede qui? È Zielinski che cerca un'imbucata qua. Ovviamente c'è l'errore di Zielinski perché il passaggio intercettato, poi riprende il pallone, poi va a contrasto con Luis Alberto, cadono entrambi, però alla meglio Luis Alberto. Qua quello che non mi piace tantissimo è questa posizione di Oliveira che taglia come al solito con la sovrapposizione, diciamo, interna, però si va a nascondere dietro la linea di passaggio perché non c'è più la linea di passaggio, perché c'è Luis Alberto in mezzo. Quindi se tu resti qua dai uno scarico a Zielinski facile e poi la puoi allungare per Kvara, altrimenti tu in questo momento sei in linea con Kvara ed è una posizione inutile, non fruttuosa, metti in difficoltà Zielinski che avrebbe dovuto cambiare idea vedendo questo movimento e tornare magari da Lobotka o addirittura alzare la testa e cercare un passaggio per Politano. In quel momento poi devi pensare una frazione di secondo, ti sparisce Oliveira davanti e non è riuscita la giocata. Di conseguenza riparte Luis Alberto, la mette al centro. Questo è il velo intelligentissimo riparte Felipe Anderson, li mischio in continuazione, Felipe Anderson, Luis Alberto, Fonseca e Paulo Sousa. C'è il velo di Luis Alberto e arriva Kamada qui che andrà a raccogliere. In questo momento vedete che ha recuperato Lobotka in questa zona, c'è Juan Jesus, c'è Rrahmani che deve sentire Immobile, che poi sarà anche libero per ricevere un eventuale passaggio, perché nel frattempo Di Lorenzo va a chiudere, a rompere la linea per cercare di mettere una pezza, non arriva sul pallone, ovviamente la pezza non serve più perché Luis Alberto apre le gambe e lì qua ha cercato di recuperare Zielinski, ma quello che manca in questo frame è Anghissà. Quando passa il pallone Kamada arriva, nel frattempo sta cercando di ritornare, questo è Oliveira che sta cercando di ritornare, che era molto avanti ovviamente, e qua prova a rompere la linea Rrahmani, come credo sia giusto che sia perché Di Lorenzo era fuori posizione, Zielinski non ci sarebbe mai arrivato, qua sono rimasti Lobotka e Juan Jesus. Deve rompere la linea Rrahmani qui, però non arriva in tempo, fa un paio di passi Kamada e il tiro poi in diagonale finisce anche tra le gambe di Rrahmani, quindi niente da fare, sarebbe stato anche libero Immobile. Ancora non c'è Anghissà. Ora questa è una delle azioni, è l'inizio dell'azione che porta al gol di Zaccagni, che poi sarà annullato per fuorigioco. Vedete che in questo momento ci frega Yusai, perché Yusai è spalle alla porta nostra,
ok? Quindi questa è palla coperta, la chiamano in gergo quelli bravi. Di conseguenza, con la palla coperta, il Napoli e tutte le squadre che fanno pressing salgono. Di conseguenza vedete che c'è Politano in pressione, Osimhen che cerca di dare una mano, non inquadrato perché non c'è nessuno qua, ma stanno salendo anche gli altri, ed è giusto perché tu speri nel recupero palla e così. Però c'è Rrahmani che sta troppo per le vie, andiamo a vedere. Ecco, questo è il momento in cui Yusai con una piroetta riesce a scavalcare poi Politano che lo rincorre, ma Yusai la passa al centro dove ha accorciato, vedete qua, Immobile. Immobile lo sta seguendo Juan Jesus, ok? Rrahmani sta qua giù, che significa? Io capisco tutto, salire in pressione tutti, però Rrahmani non può mai stare lì, non deve assolutamente stare lì. Quindi controlla il pallone Immobile. Qua è rimasto Mario Rui, che è l'unico che forse è un po' preoccupato dallo sviluppo dell'azione, resta un pochino qua e ci salverà lui. Immobile si gira, serve Genusi, non lo so come si chiamano, non li voglio imparare i nomi, che poi chiuderà diciamo questo triangolo con la corrente Zaccagni, ma sarà Mario Rui che farà un micro passettino in avanti per mettere Zaccagni in fuorigioco. Mario Rui ci salva dal 3-1. Dopodiché questo poteva essere il quarto, insomma l'altro gol poi annullato a Guendouzi. Qua male, perché qua come vedete la linea non sta bene. 3 e uno che già sta fuori, che è Rrahmani. Troppo spazio tra Anguissa e Luis Alberto. Luis Alberto alza la testa e crea questo triangolo facile dove lui scarica la palla, supera Anguissa sotto di lui e Anguissa non lo insegue nemmeno, cioè lo segue un pochino, poi alza un braccio come a dire vai tu, guardiamo. Ecco, questa è proprio l'immagine che non posso sopportare. Vai! E dove vai? Palla scoperta, devono scappare, uno deve sicuramente andare a rompere la linea perché è giusto, però Luis Alberto con la sua qualità fa quello che vuole e in questo caso si inventerà questo scavetto che poi sul lancio di Zaccagni, sullo scatto di Zaccagni che è in fuorigioco interviene Di Lorenzo con la scivolata e quindi poi la palla rocambolescamente la palla, me lo dite voi nei commenti il termine che sto cercando, insomma finisce al nuovo acquisto con i capelli lunghi e ricci che segnerà anche lì leggera deviazione di Mario Rui che fa fuori il portiere, incolpevoletta. E insomma, volendo parlare un attimo di analisi tattica, perché queste sono le azioni che abbiamo visto dove insomma vediamo un po' di posizionamenti ballerini, un po' di scelte individuali sbagliate dei giocatori. Io qua voglio capire come sta messo in campo il Napoli con le posizioni medie. Quello che mi fa, insomma, quello che è lampante, vedete qui a destra il Napoli, posizione media del primo tempo, il classico Napoli con Kvara largo, con Politano largo, Di Lorenzo, il triangolo delle Anguissa, facile. Juan Jesus un po' più dietro rispetto a Rrahmani, perché Rrahmani ha tentato più anticipi e ci siamo. E la Lazio di Sarri con il suo classico 4-5-1 e ci siamo. Se andiamo a fare un passaggio veloce a quello che fu Napoli-Lazio dell'anno scorso, gol di Vesino 0-1, cambia proprio poco. Cambia che c'è Kim invece di Juan Jesus e cambia che c'è Lozano al posto di Politano per il Napoli. Per la Lazio, guardate bene, un po' più arroccati, un pochino più aperti, più arroccati in questa partita qua, ancora più arroccati, ma cambia veramente poco. Quello che poi è interessante vedere secondo me è il secondo tempo, dove il Napoli, Mario Rui è un po' più largo di Olivera, Raspadori è molto più interno rispetto a Kvara e Lindstrom guardate come tende a stare al centro. Richiesta di Garcia? Non lo so, siamo passati al 4-3-2-1 albero di Natalesco? Non lo so, non lo possiamo sapere. Fatto sta che poi entra pure Simeone che starà un po' più avanti rispetto a Osimhen che era venuto incontro per prendere qualche colpo di testa. La situazione del secondo tempo ci lascia dei dubbi per le caratteristiche dei giocatori che poi su cui sta puntando il Napoli sul mercato e su cui sta puntando Garcia come scelte di campo, perché Raspadori non è Kvara come concezione
e Lindstrom non è né Lozano né Politano, un giocatore completamente diverso che probabilmente preferisce stare più nel traffico rispetto ad allargarsi e andare sulla fascia e a cercare l'uno contro uno con la linea accanto a sé. Ha corso il Napoli? Ce la fa fisicamente? Vediamo che Lobotka è quello che ha corso più chilometri, perché ve l'ho detto che nel secondo tempo si è preso lui la squadra in braccio e gli altri poco. Anghissà subito dopo, sempre con una decina di chilometri, però molto in jogging, 4 km in jogging e 5.8 di corsa rispetto alla corsa di Lobotka che è 7. Quindi non benissimo. Se facciamo il confronto con l'anno scorso, Olivera e Di Lorenzo avevano corso di più, sempre però siamo intorno agli 11 km, quella poi è la media. Rachmani, Zielinski, Kim Min-jae. Rachmani, Di Lorenzo, Zielinski. Quindi Zielinski sparisce dalla partita. Te la devi sempre aspettare la prestazione dove è all'interno. L'anno scorso c'era Kim Min-jae che correva tanto, non c'è tra i primi 5 Juan Jesus. In generale la Lazio 116 km, il Napoli 107 e l'anno scorso 108 per il Napoli, 117 la Lazio. Sono due partite parecchio simili. La differenza però importante da stabilire è che la Lazio ci ha fatto 4 gol l'anno scorso. La Lazio ha fatto mezzo tiro in porta per caso e l'ha portata a casa. Invece ieri la Lazio ci ha fatto fondamentalmente 4 gol puliti. Poi per millimetri, per decisione di fuorigioco, va bene, finisce 1-2. Però dopo l'inizio buono del Napoli, buono che dobbiamo tenere presente, la Lazio ha abbassato i ritmi, si è messa lì ad aspettare. Nel secondo tempo, sfruttando anche delle nostre indecisioni, dei nostri errori, Garcia parla di fretta. Garcia dice meglio non perderla se non riesci a vincerla, il che non so che tipo di messaggio lancia ai ragazzi. Due partite simili con o senza Gabbia per Lobotka, con o senza Lobotka al centro del villaggio. Rimettiamo Lobotka al centro del villaggio, risolviamo? Secondo me è mancato troppo Anghissà, perché tu devi dare lo sbocco, devi dare una mano, e quando Anghissà gioca a pallone il centrocampo del Napoli è molto più performante, si chiudono tutti i buchi, sei più efficace in avanti perché crei superiorità numerica. È troppo mancato Anghissà per quanto mi riguarda. Però l'anno scorso la palla girava meglio, girava più veloce e si sono fatti molti più passaggi che non siamo riusciti a fare in questa partita. L'anno scorso tra i 163 tocchi di Kim, 135 di Rachmani, 109 di Olivera e 82 di Di Lorenzo, già siamo ben oltre quello che abbiamo fatto noi in questa partita, perché abbiamo 71 di Di Lorenzo, 110 di Rachmani, 103 di Juan Jesus e solo 56 di Olivera. Olivera ha dimezzato quelli che sono i suoi top. E poi andiamo a vedere i passaggi, che sono i passaggi completati. 145 di Kim contro gli 87 di Juan Jesus, 62 quelli di Lobotka e 62 quelli di Lobotka l'anno scorso, che era la gabbia. Percentuale di successo dei passaggi: 94% per Juan Jesus, 94% per Kim. Quindi Kim al posto di Juan Jesus cambiava sta partita, la vincevamo? Per completezza gli XG sono questi qua, c'è un equilibrio totale, però va considerato che quelle azioni della Lazio che poi sono fuori gioco non vengono calcolate. Va considerato che quello di Luis Alberto ha un XG molto alto perché è vicinissimo alla porta. Dopodiché loro creano poche cosucce, veramente poche. Il Napoli crea tante piccole occasioni che però non sono tanto importanti. Vediamo, Zambò non crea niente, Politano non crea niente, Lindstrom ha l'occasione e non ci riesce, Osimhen qualche cosina, Kvara le sue occasioni se le crea, Raspadori quell'unico tentativo da quella parte, Simeone nulla, Zielinski si danna l'anima da quattro posizioni diverse, Olivera che sfiora su quel tocco di Osimhen e non va niente, anche Juan Jesus che poi finisce la palla a Lindstrom è considerato un XG, quindi quando guardiamo gli XG dobbiamo stare anche attenti a dire il Napoli meritava di pareggiare. Attenzione quando diciamo questa cosa. Insomma, io i voti li do, considerando che però ci sono degli argomenti che dovremmo sviluppare. La mancata riaggressione, che secondo me è la chiave di tutto, che non stai ancora al 100% fisicamente, quindi non ce la fai, non hai il coraggio, non lo so se Garcia ti ha detto di non farlo.
era un punto di forza del Napoli, non gli permettevi poi di ripartirti in faccia con pulizia, li riaggredisci subito se perdi palla, e anche se c'è la voragine, perché c'era anche l'anno scorso ogni tanto la voragine, tu con la riaggressione alta immediata blocchi tutte le possibilità di contropiede. C'è il caso Raspadori che potrebbe essere un caso, perché Raspadori al posto di Kvara, Garcia ci ha tenuto, non è stato nemmeno una domanda, Garcia ci ha tenuto a dire Kvara non aveva i 90 minuti, sentiva secondo me la responsabilità di aver tolto Kvara così presto per un Raspadori che non ha inciso, nessuno gli ha chiesto di Elmas, quindi la questione Lindstrom resta in piedi, e i voti per me sono questi: 5 Meret, colpevole, incolpevole, prende troppi gol, non riesce a fare, non fa una parata, non riesce a fare una parata che sia una, fa una buona uscita di piede stando fuori dall'area che apprezziamo, però tra il fatto che si inginocchia un paio di volte troppo presto, quelle dovrebbero essere le parate sue e lì non le abbiamo viste. Di Lorenzo 5,5, cerca di metterci una pezza quando arriva uno delle situazioni, però tra lui e Rrahmani 5,5 ad entrambi, perché Rrahmani per quello che avevano fatto anche di buono nel primo tempo salgono un pochino i voti, ma non riesco a dare la sufficienza perché poi è stato un disastro il secondo tempo. JJ anche lì potrebbe essere un 5,5, tendo quasi a dare il 6 a JJ per quello che abbiamo visto nelle immagini. Si trova anche lui preso in mezzo a una linea che non è precisissima, i problemi non sono arrivati dalla parte sua, anzi in un paio di volte ci ha messo una pezza, quindi lì mi sento di dare la sufficienza a Juan Jesus. Forse si può impostare meglio, forse si può essere più veloci nel far girare il pallone o avere qualche intuizione di pallata però un pochino più precisa. Li ha fatti i movimenti Osimhen per andare oltre la linea? Non lo possiamo sapere. Olivera 5, si fa prendere come il burro, e forse questo ostinarsi ad andare dentro gliel'ha chiesto Garcia, perché se i voti non si dovrebbero dare se non chiedi a Garcia. Gli ha chiesto Garcia di andare sempre dentro, a un certo punto si nasconde proprio dietro all'avversario, quindi lì Garcia non te lo può aver chiesto. Quindi per me 5 Olivera e 4 Anghissà. Questo è il voto dove io sono severo, sono severissimo, ma ho visto svogliatezza, non ho visto il centrocampista dominante che si può prendere, che si mette in tasca tutti i centrocampisti della Serie A. Quando sembra che non lo vuole fare, non lo fa, e si sente troppo la mancanza di Anghissà. Quindi qua il 4 poi va anche insomma un po' a Garcia, perché non sto dando 4 a Garcia, io il voto all'allenatore non lo do mai, forse dovrei cominciare anche a farlo, però non so qual è il suo piano gara, non glielo chiedono, perché secondo me era il centrocampista che andava sostituito se volevi cambiare modulo. È difficile rinunciare ad Anghissà, però qua parte l'altra riflessione. Anghissà, l'uomo di Garcia, il pupillo di Garcia, il nuovo leader che Garcia utilizza anche per mandare dei messaggi ai compagni in campo. A un certo punto hanno pure parlottato e l'ha rimandato, e ogni tanto devi far sedere anche lui, altrimenti il discorso che vi facevo su Cajuste potrebbe far giocare bene Anghissà, ma se Anghissà è sicuro di avere il posto, Cajuste può sbattersi quanto vuole lui, può sbattersi quanto Demme si è sbattuto in ritiro, non cambia nulla. Se ci sono delle gerarchie già precise nella testa di Garcia, Anghissà deve farci il piacere, deve mettersi le scarpe e deve performare finché non si infortuna, e poi ci pensiamo, ma quello si gestisce. Non mi interessa. La panchina serve per questo, le riserve servono per questo, devi darci il di più, perché senza il di più il Napoli non vince. Serve assolutamente. Lobotka 6, può essere che il Napoli stia passando meno dai suoi piedi, meno passaggi, non è colpa sua, lui la palla se la va anche a prendere, si cerca le posizioni, e nel secondo tempo per me è l'unico che si salva. Do 6 a Zielinski, che è un 6 diverso, perché si mixa quello che Zielinski ha fatto in attacco, è andato al tiro più volte con caparbietà, ci ha provato anche dalla distanza, il calcio di punizione, qualche tiro a volo, era presente nella manovra, però poi è responsabile di quella palla che perde, che chiude la partita, e quindi si bilancia il voto e arriva al 6 per me Zielinski. Politano 5,5, fa tanto lavoro nel primo tempo, anche buono, anche di ripiegamento, da una mano a Di Lorenzo, però non incide, come non incide Osimhen in questa partita. 5,5 anche lui, e 5,5 a Kvara, nonostante mi sia piaciuto l'approccio e mi sembrava in palla, e probabilmente se lo lasci in campo qualcosa se la può
sempre inventare, però effettivamente nel secondo tempo è un po' sparito anche lui, non gli sono arrivati i palloni, era meno in vena del solito nel secondo tempo, a scemare, è mancata pure un po' di condizione fisica, 5,5 anche a Kvara, perché poi dare troppi 6 dove una partita che io non voglio essere cattivo, però l'hai steccata di brutto, e la Lazio era una squadra in crisi con tanti dubbi, e invece hai servito su un piatto d'argento la rinascita di Sarri, consegnandoti alla narrativa che sentiremo che adesso il giocattolo si è rotto e De Laurentiis è così e Garcia non è buono e fuori tutti. Era proprio una partita da non perdere, da non steccare. Invece purtroppo adesso abbiamo tante cose di cui parlare, di cui io volevo parlare a prescindere, e ne stiamo parlando a prescindere, ma è meglio parlarne con i 3 punti in tasca, un po' la cosa che abbiamo detto col Frosinone e con il Sassuolo, con la serenità, si parla di quelle cose che non sono chiarissime e cerchiamo di darci una risposta quando l'allenatore non viene incalzato dalla stampa e quindi non ce lo dice. Sicuramente c'è dell'altro da dire. Diamo i voti, mi scordo sempre di dare i voti ai panchinari: 5,5 a Mario Rui, 5 a Raspadori, senza voto per me Lindstrom, perché non gli voglio dare un 5 al ragazzo appena arrivato buttato nella mischia così. Secondo me errore di Garcia metterlo nella mischia là. Senza voto anche Simeone, perché non ha proprio il tempo. Potevi cambiare prima, molto prima la partita. Il secondo tempo si è visto da subito che il Napoli lo stava giocando male. Il non utilizzare Elmas, il non utilizzare Cajuste, il non utilizzare Zanoli, il non utilizzare Nathan lo affronteremo in questi giorni, perché dobbiamo parlare del mercato. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, un po' le abbiamo sviscerate in live. Se vi siete persi la live potete recuperare la live, dove veramente abbiamo parlato di qualsiasi cosa. Punto chiave per me in conclusione: condizione fisica non ancora eccellente, che non ti permette di fare la regressione, un po' di confusione tattica, perché non sono quando cambiano gli interpreti cambiano parecchio le posizioni medie, lo avete visto. Un po' che devi essere più cinico, perché le occasioni che hai le devi sfruttare meglio. Un po' Provedella le ha fatte per le sue parate, e un po' Lazio, la Lazio ci deve fare questa cosa qua. La cosa positiva è che anche l'anno scorso abbiamo perso con la Lazio e poi abbiamo vinto lo scudetto. Questa è una cosa un po' fantasiosa, vera, che però non tiene presente, non tiene conto del quando. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Video non lo so quanto è venuto lunghissimo con l'editing e tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate like finali se vi pare, altrimenti fate come volete, io non mollo, continuerò a portare contenuti, perché non è che si fanno i contenuti solo quando si vince,